Beh, al Ministro sostanzialmente chiederemo la conferma di quella finanziaria che è ancora in discussione, anche se ormai è come dire, verso il traguardo. Modifica assoluta del patto di stabilità e questioni dei beni demaniali da riportare in area comune. Sono i 3 punti insindacabili che l'Anciveneto porterà sul tavolo del ministro alla semplificazione Roberto Calderoli in occasione dell'incontro previsto per gennaio. Il presidente Giorgio Dal Negro, nel fotografare la situazione attuale, vede il bicchiere mezzo pieno. Alcuni sindaci, a prescindere dal colore politico di appartenenza, durante il Consiglio regionale di Rubano hanno invece rimarcato l'abissale distanza tra le loro richieste e le risposte del governo, parlando di scelte sbagliate e offensive nel merito e rilevando un atteggiamento centralistico che andrebbe a penalizzare i comuni. Risorse che dovevano esserci assolutamente per la questione della compensazione ICI sono state inserite in finanziaria, quindi in grosso sospiro di sollievo da parte dei comuni che possono essere tranquilli per il loro bilancio 2009 e per il loro bilancio 2010. Primo argomento. Secondo argomento, patto di stabilità che peraltro non riguarda tutti i comuni, abbiamo il tempo per discuterne un pochettino più avanti, cioè nell'inizio 2010, sia per quanto riguarda gli investimenti che la parte finanziaria. Parte finanziaria che va risolta, sostiene il Presidente. Se un'opera pubblica è deliberata e ci sono le risorse per portarla a termine, non possono i comuni non pagare i fornitori alla scadenza perché vincolati dal patto di stabilità. Dal patto di stabilità vanno tolti assolutamente gli investimenti, almeno quelli valutabili. Se facciamo una scuola, voglio dire, quella scuola vale 8 milioni di euro ed è chiaro che, come dire, è garantita, non è un debito ma è un investimento.